Incontro alla Bassanese con la scrittrice Alice Porta, che ha presentato il suo ultimo libro Con il cuore tra le righe, un ricordo e omaggio a Michele Merlo. Il giovane cantante, noto come Mike Beard, è stato al centro della presentazione della Perilibro, una testimonianza della sua vita e della sua passione per la musica. Tanti lati di Michele che ho voluto trattare sia dal punto di vista artistico sia diciamo che a livello generale ho voluto trattare un po' più quello che è stato il rapporto personale che io avevo con lui, proprio per riuscire a far venire fuori la persona che era Michele, che sicuramente per me è stata la cosa che ha colpito, oltre ovviamente al lato artistico che ovviamente non incideva, insomma. Quindi nasce questo, racconta sicuramente un po' tutta quella parte emozionale delle fragilità, la forza di rialzarsi a volte dalle fragilità, la voglia di farlo da quelle e a volte proprio quanto siano fondamentali le stesse per ritrovare la forza di comunque di andare avanti o di riemergere da tante situazioni magari difficili che succedono. Come l'hai conosciuto, Michele? Allora, io conosco Michele, in realtà lo conosco in due momenti diversi, nel senso che c'è la parte in cui io lo conosco sui social, banalmente. Quindi io scrivo a Michele a febbraio 2020, il 6 di febbraio precisamente, rispondendo a una sua storia Instagram alla quale non pensavo mi avrebbe mai risposto, proprio in tutta sincerità. E poi lo conosco invece qualche mese dopo, proprio per il discorso del periodo Covid, che purtroppo ci teneva chiusi in casa, qui a Bassano nel mese di settembre. Quindi lì comincio a conoscerlo, ci incontriamo per la prima volta e da lì cominciamo a conoscerci, diciamo, di persona, ecco. Che cosa ne pensi di tutto quello che succede dopo? Allora, io nel libro, senza fare spoiler, che non tratto di questo, non tratto minimamente di quello che è successo a Michele dopo, dal punto di vista sanitario, se vuoi, se è quello che intendi, proprio perché vorrei che Michele, attraverso le pagine che ho scritto, venisse ricordato per tutta la parte bella che aveva da raccontare e per tutta la parte bella che riguardava lui. E quindi ho completamente tralasciato questa parte qua. Quello che penso riguardo alla vicenda è sicuramente il fatto che non si può perdere una giovane vita così per questi motivi qua. Questa è sicuramente l'unica cosa che mi sento di dire su questa cosa qui. Indipendentemente dal fatto che sia Michele, che sia mio amico, qualsiasi persona a quell'età non può essere persa per questi motivi.